Faida Favara Belgio, chiesti 3 ergastoli e 4 pesanti condanne. Giudice positivo al Tribunale di Agrigento, l'EMA presto si pronuncerà sui vaccini ai bambini. Donazione degli organi, appuntamento tematico dell'Avis, passeggiata alla Valle dei Templi contro il diabete. Disagi e disservizi ad Agrigento, criticità al Viale dei Giardini. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della faida Favara-Lieggi. La Procura Antimafia di Palermo ha concluso la requisitoria, chiesti 3 ergastoli e 4 pesanti condanne. Degli 8 imputati arrestati il 15 settembre del 2020, giorno del blitz mosaico, 1 ha scelto il rito ordinario, gli altri 7 sono giudicati in abbreviato. C'è il servizio. 3 ergastoli e 4 pesanti condanne è la richiesta del sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, Alessia Sinatra, a margine della requisitoria nel processo che si svolge con rito abbreviato scaturito dall'inchiesta Mosaico, eseguita dalla squadra mobile di Agrigento guidata dal vicequestore Giovanni Minardi, che ha fatto luce sulla nota faida Favara-Lieggi. Una scia di sangue che dal 2016 al 2018 è stata caratterizzata da 3 omicidi e altrettanti agguati andati a vuoto. L'accusa ha chiesto l'ergastolo per Antonio Bellavia, 50 anni, Calogero Bellavia, 32 anni, entrambi di Favara, e Calogero Gastoni, 40 anni, di Agrigento. Ai primi 2 viene contestato l'omicidio di Mario Jakelic, avvenuto nel settembre 2016 a Lieggi, e l'omicidio dell'empedoclino Carmelo Ciffa, ucciso in pieno giorno a Favara il 26 ottobre del 2016. A Gastoni viene invece contestato l'omicidio di Emanuele Ferraro, ucciso a Favara l'8 marzo del 2018. Le altre richieste di condanna sono 4 anni e 4 mesi nei confronti di Vincenzo Vitello, 8 anni e 4.000 euro di multa nei confronti di Carmelo Nicotra, 16 anni nei confronti di Gerlando Russotto e 14 anni nei confronti di Calogero Ferraro. Uno solo degli imputati ha scelto la via del rito ordinario, con il processo che si è aperto nei giorni scorsi davanti ai giudici della Corte d'Assise di Agrigento. Si tratta di Carmelo Vardaro, 45enne di Favara. Quest'ultimo è accusato dell'omicidio di Mario Jakelic e del ferimento di Maurizio Di Stefano, avvenuto il 14 settembre 2016 in Belgio. Nell'inchiesta sono confluiti una serie di segmenti investigativi su un vasto giro di armi, droga ed episodi di criminalità connessi agli agguati. Si torna in aula il 3 febbraio per le arringhe difensive. Operazione Alter Ego a Catania, 12 le persone arrestate nel blitz antidroga dei Carabinieri che ha smantellato una organizzazione dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana con collegamenti con l'Albania, l'Olanda, le piazze di spaccio anche di Malta. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, trae origini da significativi arresti e sequestri correlati fra loro eseguiti dai Carabinieri in un breve lasso di tempo nell'estate del 2018, quando venivano arrestate in flagranza di reato 3 persone sorprese a scaricare da un'autovettura BMW numerose scatole di cartone con il marchio Barilla che occultavano fra i pacchi di pasta 242 kg di hashish recanti una precisa sigla identificativa. L'indagine condotta dai Carabinieri ha consentito di attestare la verosimile appartenenza di 2 indagati alla famiglia mafiosa Cappello Bonaccorsi, nonché di delineare il ruolo rivestito da un altro indagato nello scacchiere del narcotraffico catanese, perché come un vero e proprio broker riusciva a immettere sul mercato ingenti quantitativi di droga, anche provenienti dall'estero, di cui 350 kg sono stati sequestrati, per poi rivenderli anche a consorterie mafiose contrapposte fra loro. Mafia, confiscati 300.000 euro ad un esponente di Cosa Nostra barcellonese. I dettagli nel servizio. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, avente ad oggetto il patrimonio immobiliare per un valore stimato di oltre 300.000 euro, riconducibile ad un noto esponente, secondo gli inquirenti, di Cosa Nostra barcellonese. Il soggetto organico alla famiglia barcellonese sin dal 1989, come accertato nei noti processi di mafia Mare Nostrum e Gotha 7, ha mantenuto inalterato nel tempo il proprio potere criminale, tanto da conservare, secondo l'accusa, i contatti con altri sodali
intranei alla famiglia o comunque vicini ad essa, in particolare numerosi collaboratori di giustizia, ognuno per quanto a sua conoscenza, riferivano dell'organicità del destinatario dell'odierno provvedimento di confisca ai barcellonesi, sin da epoca remota, indicando come partecipasse attivamente alla pianificazione delle diverse attività illecite, destinando gli introiti al gruppo mafioso di partenenza. Nella medesima direzione investigativa, peraltro, anche le più recenti attività investigative hanno dimostrato, secondo ipotesi d'accusa, la sua attuale piena operatività criminosa, a dispetto dell'età e delle condizioni di salute, tanto da ritenerlo, secondo i giudici della prevenzione, soggetto connotato da rilevante pericolosità qualificata. I successivi approfondimenti economico-patrimoniali, quindi, condotti dagli specialisti del GICO, del nucleo di polizia economico-finanziaria di Messina, estesi a tutto il nucleo familiare, hanno consentito di disvelare la disponibilità di beni in misura assolutamente sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati, nonché la provenienza da parte degli stessi, quale provento e o reimpiego dei delitti contestati. Il decreto eseguito in data odierna, che determina l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato, ha ad oggetto la totalità di quanto sottoposto a sequestro nel 2020, a seguito di provvedimenti emessi dal Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, e consistenti in 4 unità immobiliari situate nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, un appezzamento di terreno coltivato ad agrumeto, situato sempre nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo, ha presentato oggi nel corso di una conferenza stampa il calendario dell'Arma dei Carabinieri edizione 2022. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentato stamani il calendario dei Carabinieri per l'anno 2022, diversi temi trattati come la salute, l'ambiente, lo sport, gli umani sentimenti, e non mancano i riferimenti al cinema e alla letteratura, da Pane, amore e fantasia di Vittorio De Sica e racconti del maresciallo di Mario Soldati. 2 gli artisti coinvolti: Carlo Lucarelli, che ha composto racconti suggestivi e densi di significato, uno scrittore straordinario; l'altro Sandro Chia, un grande maestro della pittura contemporanea. Il calendario storico deve essere, come quello dell'Arma dei Carabinieri, un'opera d'arte in un paese che è un museo a cielo aperto e possiede un patrimonio culturale senza pari e vanta il numero più elevato di siti tutelati dall'UNESCO. Il calendario che presentiamo oggi, l'edizione 2022, è la terza opera d'arte della Transavanguardia dedicata all'Italia. In particolar modo celebriamo i 100 anni del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri, facendo attraversare i suoi articoli da quelle che sono state poi le evoluzioni del nostro paese e dell'Arma dei Carabinieri. 200 anni fa l'Italia non esisteva ancora, ma l'Arma già esisteva. E questo regolamento dettava a noi i principi di etica principalmente, o di etica militare, ma anche le professionalità che avremmo dovuto porre in essere per essere vicini agli italiani. La copertina del calendario infatti rappresenta un carabiniere nella sua uniforme con il suo berretto calzato circondato da persone. È un momento importante che celebra non tanto una necessità di promulgare o di farsi pubblicità di quelle che sono le nostre attività, bensì di celebrare un'opera d'arte, il calendario dell'Arma dei Carabinieri, un'opera d'arte dedicata a questo paese, il paese con le più importanti e il maggior numero di ricchezze culturali riconosciute al mondo dall'UNESCO, è un paese che merita anche negli sforzi dell'Arma dei Carabinieri altrettanta arte e altrettanta bellezza. Le tematiche principali sono sicuramente i sentimenti di umanità più profonda che legano l'Arma alla propria popolazione. Ieri il comandante generale ha detto che in Italia, ci ha fatto riflettere sul fatto che in Italia siano pochissime le famiglie che non hanno un carabiniere all'interno, uno zio, un nipote, un parente, un fratello, un cugino. Questo perché il nostro senso di appartenenza ci fa vivere quelle emozioni di assistenza al prossimo che vediamo tutti i giorni nella vicinanza agli anziani, nel contrasto alla violenza del genere, nella tutela della salute, nella tutela del nostro ambiente, del nostro futuro, perché i carabinieri sono i protettori di questa collettività.
Coronavirus, un caso positivo si è registrato al Tribunale di Agrigento. A contrarre il virus un magistrato che adesso si trova in isolamento a casa. Lo scorso giugno si era verificato un caso simile e gli uffici erano stati chiusi per la sanificazione. Adesso invece i colleghi dello stesso ufficio del magistrato dovranno restare in quarantena fiduciaria fino a quando non avranno l'esito del tampone molecolare al quale saranno sottoposti lunedì. L'EMA prenderà una decisione il 29 novembre sulla vaccinazione anti-Covid ai bambini. C'è il servizio. Il 29 novembre prossimo l'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, deciderà sull'autorizzazione del vaccino contro il Covid di Pfizer-BioNTech per i bambini dai 5 agli 11 anni. E a stretto giro, ha reso noto il presidente dell'AIFA Giorgio Palù, l'Agenzia Italiana del Farmaco si dovrà adeguare. Intanto il Ministero della Salute e la Società Scientifica di Pediatria hanno già avuto diversi incontri sulle strategie di comunicazione per informare le famiglie della necessità di tutelare i bambini e affrontare preoccupazioni e resistenze dei genitori. E sono stati proprio i pediatri a lanciare l'allarme sulla base degli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Tra i 5 e gli 11 anni si sta registrando infatti un aumento dell'incidenza di casi più elevato rispetto a tutte le altre classi di età, in crescita anche a ricoveri in ospedale e in terapia intensiva in poco più di 2 mesi, dal 25 agosto al 9 novembre. Nei bambini tra i 6 e i 10 anni c'è stato un incremento pari ad oltre 24.000 casi. A questi numeri vanno aggiunti 239 casi di MIS-C, sindrome infiammatoria multisistemica del bambino, censiti dal gruppo di studio reumatologia della SIP, una complicanza da Covid-19 che ha interessato anche bambini senza pregresse patologie, ed i case report di long Covid nella fascia pediatrica. La Società Italiana di Pediatria, dal canto suo, ha prodotto un manifesto, pubblicato anche sul suo sito, inviato agli 11.000 pediatri associati che lo affiggeranno negli ambulatori, con 8 domande cruciali per spiegare l'importanza della vaccinazione. Una strategia questa già messa in pratica in Israele, dove il Pandemic Response Team ha anche tenuto una discussione pubblica il 4 novembre scorso con una sessione di domande e risposte per affrontare i timori delle famiglie ed esprimere ulteriori opinioni sul vaccino anti-Covid per i più piccoli. Non si tratta soltanto di un problema di sanità pubblica, i bambini non si devono vaccinare perché portano il virus in casa, ma prima di tutto per proteggerli dalla malattia. Nella fascia 12-19 anni c'è stato un aumento di casi, ma scarsamente significativo rispetto a quello della fascia 5-11, e questo perché dai 12 anni la copertura vaccinale è soddisfacente, dice Anna Maria Staiano, presidente della SIPA. Quello che noi pediatri dobbiamo spiegare ai genitori è che il vaccino è l'unica arma che abbiamo contro il Covid. I bambini vanno protetti perché anche loro rischiano, e questo è il messaggio che deve passare. Nel mentre negli Stati Uniti le somministrazioni per questa fascia d'età sono già partite il 3 novembre, arrivando nella prima settimana a 1 milione di inoculazioni. In Italia le società scientifiche si sono già mosse in previsione della decisione di AIFA. La SIP ha redatto un documento ufficiale sul vaccino nei bambini tra 5 e 11 anni che è stato sottoscritto dall'Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani e a cui aderisce anche la Federazione dei Pediatri di Libera Scelta. Nel documento vengono riportati i dati dell'Istituto Superiore di Sanità dall'inizio dell'epidemia al 9 novembre. Inoltre, venerdì scorso, nella conferenza stampa sul monitoraggio settimanale, era stato lo stesso presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, a mettere in evidenza c'è una aumentata circolazione del virus nella fascia di età pediatrica, soprattutto sotto i 12 anni. Sulla possibilità che anche i ragazzi esprimono il loro parere sul vaccino, Staiano sottolinea che uno conto è un giovane di 15 anni, un altro si tratta di un bambino tra i 5 e gli 11 anni. A quell'età non c'è la capacità cognitiva per valutare, non c'è consapevolezza, i piccoli dipendono interamente dai genitori. Sull'argomento si era espresso anche il comitato di bioetica, preso a riferimento da un giudice di Trieste, che in un caso di contrasto tra genitori sulla vaccinazione alla figlia ha scritto: l'adolescente deve essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e la sua volontà deve prevalere, ma non è evidentemente il caso dei bambini più piccoli.
7 persone denunciate, 107 sanzioni al titolare del locale, contestata anche l'omessa fattura fiscale. Sono gli sviluppi delle indagini di militari della Guardia di Finanza sull'inchiesta aperta nel gennaio scorso dalla Procura di Enna su una festa di compleanno svoltasi durante le festività natalizie in un locale di Nicosia che provocò un focolaio di infezione da Covid. Dall'analisi dei contenuti di smartphone e personal computer che erano stati sequestrati, le fiamme gialle sono risalite al locale che ha ospitato la festa, agli organizzatori e a gran parte degli invitati, in prevalenza giovani, parenti ed amici della festeggiata, tra cui una persona positiva al virus e 2 in quarantena domiciliare obbligatoria perché contatti stretti di un contagiato. I 7 organizzatori sono stati denunciati per non aver osservato le disposizioni adottate per impedire la diffusione di una malattia infettiva, punito con l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5.000 euro. A ciascuno dei 107 invitati identificati invece è stata contestata la violazione amministrativa anti-Covid che comporta una sanzione compresa tra 400 e 1.000 euro ciascuno. Infine la Guardia di Finanza ha anche multato il ristoratore che ha ospitato la festa per non aver rilasciato il previsto documento fiscale a fronte degli oltre 1.300 euro incassati. A Palermo, all'uscita di una festa a Villa Bordonaro, in Viale del Fante, venerdì notte una giovane di 20 anni è stata falciata da un'auto e poi arrotata da una seconda vettura che si è data alla fuga. BG è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Villa Sofia. Ha subito un politrauma e la prognosi è riservata. Erano circa le 3 della notte, a quell'ora decine di giovani erano in strada dopo la festa. Oltretutto diverse auto in sosta occupavano entrambe le corsie laterali. La giovane è stata travolta mentre attraversava la strada in direzione Villa Niscemi. Successivamente è stata investita da un'altra vettura, una Fiat 500, con a bordo 2 ragazze che si sono date alla fuga. Gli investigatori hanno interrogato la conducente della prima macchina, ma è scattata la caccia all'auto pirata. Solo dopo 2 giorni una donna di 20 anni che era alla guida si è presentata con il suo legale alla stazione dei carabinieri dello Zen, confermando la dinamica. In qualche modo ammettendo le proprie responsabilità. C'ero io al volante della macchina, ha detto. L'automobilista rischia un'accusa per lesioni gravi e omissione di soccorso, la passeggera invece rischia il favoreggiamento. Si reca a Canicattì per trascorrere il sabato sera in uno dei locali della Movida, ma al ritorno trova l'auto con il lunotto sfondato. È accaduto nella città dell'Uva Italia ad un 20enne originario di Naro. Il giovane, una volta raggiunto il punto in cui aveva posteggiato la sua Fiat Punto in via Largo Aosta, ha subito notato un grosso buco nel vetro anteriore provocato probabilmente con una grossa pietra. Del caso se ne stanno occupando i poliziotti del locale commissariato che hanno avviato le indagini. Resta da capire se il gesto sia stato un semplice danneggiamento o una ritorsione per un fatto personale. Anagrafe digitale. Da adesso i certificati si possono scaricare online gratis. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Al via il servizio che consente ai cittadini di ottenere certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche attraverso l'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it. Si completa quindi un percorso che aveva visto nel gennaio del 2021 l'ingresso del Comune nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, la banca dati nazionali nella quale confluiscono progressivamente le anagrafi comunali. I cittadini iscritti all'anagrafe possono scaricare 14 certificati per proprio conto per una componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza AIRE, di stato civile, stato di famiglia, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafe di unione civile, di contatto, di convivenza. Per i certificati digitali non si deve pagare il bollo, essi quindi sono gratuiti, disponibili sulla modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo.
possono essere rilasciati anche in forma contestuale, ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza, e potranno essere richiesti in un unico certificato. Al portale si potrà accedere con la propria identità digitale, il cosiddetto SPID, con la carta d'identità elettronica CNS, e se la richiesta è per un familiare viene mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui sarà possibile richiedere un certificato. Grazie ad ANPR i vantaggi per le amministrazioni italiane, che hanno a disposizione un punto di riferimento unico dei dati e di informazioni anagrafiche dal quale poter reperire informazioni certe e sicure per erogare servizi integrati e più efficienti per i cittadini. Con un'anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento su ANPR è immediatamente consultabile dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle Entrate all'INPS, alla motorizzazione civile. Via dei Giardini a San Leone durante le piogge diventa una strada pericolosa. Il servizio di Eugenio Cairone. Ieri siamo stati nel viale Sicilia a Fontanelle, il quartiere a nord di Agrigento, dove la forte pioggia ha lasciato vistosi segni con il fango sulla strada a creare problemi alla circolazione e forti disagi per i cittadini. Oggi siamo invece a sud del capoluogo, in via dei Giardini a San Leone, una delle arterie principali del lido agrigentino che ad ogni pioggia si trasforma in una strada a rischio, sempre a causa del fango e dei detriti, proprio come a Fontanelle. Perché anche qui tutto nasce dalla campagna circostante, all'angolo con la via Gela. 2 anni fa, come ci aveva confermato un assessore, il comune era riuscito ad individuare i proprietari del terreno. Bisognava solo inviare l'invito a provvedere con la realizzazione di un muretto di contenimento. Un discorso rimasto a metà, come sempre succede quando si amministra a parole. Riproponiamo le immagini del 2019 per comprendere come si trasforma la via dei Giardini quando piove. Un rischio che purtroppo è destinato a durare fino a quando non sarà deciso chi dovrà porre rimedio. Intanto sarebbe opportuna un'adeguata pulizia dei luoghi, visto che dopo il maltempo dei giorni scorsi la via dei Giardini avrebbe bisogno di una pulizia straordinaria, e non solo per il decoro urbano, ma per eliminare i detriti depositati lungo l'arteria. Il Comune di Agrigento ha affidato all'impresa FGC Costruzioni SRL i lavori di riqualificazione sociale e culturale e recupero funzionalità in Piazza della Concordia a Villa Sete. Lavori per un importo di quasi 2 milioni di euro dureranno 1 anno e 4 mesi e prevedono interventi su pavimentazione, risanamento delle strutture, illuminazione pubblica, arredo urbano, attraversamenti pedonali, superamento delle barriere architettoniche e recupero del patrimonio edilizio esistente nell'isolato. Il progetto esecutivo, redatto dai tecnici del Comune di Agrigento, è stato deliberato dalla Giunta Comunale il 15 aprile del 2019. Promuovere la cultura della donazione degli organi, appuntamento tematico a Cattolica Eraclea con il presidente della Commissione Salute dell'ARS, Margherita La Roccaruvolo. C'è il servizio. La sezione comunale dell'Avis di Cattolica Eraclea ha promosso il convegno sul tema La cultura della donazione degli organi, toccanti le testimonianze di diversi donatori che hanno ricevuto organi e familiari. Relatori la Presidente della Commissione Salute all'ARS, onorevole Margherita La Roccaruvolo, la Presidente dell'Aedo di Sciacca Francesca Licari, il medico Antonio Patti, direttore sanitario dell'Avis di Cattolica Eraclea, e anche il Presidente dell'Avis Franco Colletti. Ha portato il saluto il sindaco di Cattolica Eraclea Santino Borsellino e l'arciprete Don Pippo Licata. Tra gli interventi anche il cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, presidente dell'associazione Ollus a Cuore Aperto, e il presidente del comitato Croce Rossa di Agrigento, Angelo Vita. Ringrazio intanto l'Avis di Cattolica Eraclea per questa iniziativa che credo possa incentivare ulteriormente quella che è la cultura della donazione. Se non
non ci si organizza anche sui territori, facendo le giuste valutazioni, distinguendo quello che è il concetto di morte cerebrale dal coma, cioè le cose che da sempre ci siamo detti, allora la gente non lo sa e purtroppo a consentire all'espianto di un organo diventa sempre più difficile. Se invece la gente è informata e l'informazione è adeguata, e devo dire il Centro Regionale Trapianti in questo ha investito, tant'è che un risultato lo ha ottenuto, allora la conoscenza porta inevitabilmente ad una consapevolezza maggiore e quindi ad un aumento delle donazioni. Dall'ultimo report del Centro Regionale Trapianti sembra che siamo con un 12% in più rispetto all'anno passato, considerato il periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre. Sicuramente il Covid non ha aiutato. L'input intanto ce l'ha dato la nostra concittadina Maria Concetta, per il fatto che ha donato il proprio rene al proprio fratello. Riteniamo che è un gesto di generosità impressionante per quanto ci riguarda, e da lì è partita questa iniziativa, perché come associazione non dobbiamo occuparci soltanto sulla donazione del sangue, ma vogliamo a 360 gradi coinvolgere anche la cittadinanza per far conoscere meglio la donazione degli organi. Abbiamo avuto quest'anno un grandissimo aumento di donatori e abbiamo raccolto più di 400 sacche di sangue. Siamo orgogliosi di questo e un ringraziamento va a tutti i donatori, magari più tardi poi avremo modo di ringraziarli, non dico singolarmente ma come comunità, perché abbiamo tante comunità che vengono a fare donazioni alla nostra sede. Io personalmente volevo ringraziare il nostro direttore sanitario, il dottore Patti, perché ha avuto questa brillantissima idea. Maria Concetta è pure una nostra donatrice, quindi è doppiamente donatrice, e quindi quale migliore occasione per far conoscere la nostra realtà e la donazione degli organi. In generale nell'Agrigentino si registrano delle variazioni abbastanza ampie, nel senso che ci sono comuni che si sono dimostrati molto più generosi nell'esprimere la volontà alla donazione degli organi, degli altri che ancora molto probabilmente ci tengono a conoscere meglio il fenomeno. Noi come volontariato di Sciacca in particolare siamo molto felici intanto di essere qui a Cattolica e ringraziamo tutta l'organizzazione per questo evento e speriamo di poter portare un piccolo contributo anche noi per conoscere il mondo della donazione degli organi. Dal 21 settembre di quest'anno è attiva una nuova modalità per dire sì alla donazione degli organi che viene chiamato progetto Digital Aido e prevede di poter dare l'assenso alla donazione degli organi anche tramite l'app Aido oppure collegandosi direttamente sul sito www.aido.it e tramite SPID, a breve anche tramite carta d'identità elettronica, è possibile dire sì alla donazione direttamente online. Valle dei Templi, al via la passeggiata della salute per la giornata mondiale del diabete. La marcia scatterà alle 10 di giovedì prossimo 18 novembre dinanzi al Tempio di Giunone. Arturo Cantella. Al via giovedì 18 novembre la passeggiata della salute indetta dall'ASPI di Agrigento alla Valle dei Templi, un'iniziativa a sostegno dei corretti stili di vita. L'iniziativa organizzata dall'Unità Operativa Educazione alla Salute Aziendale dell'ASPI di Agrigento in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi è inserito nell'ambito delle iniziative del piano aziendale per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. L'evento sportivo educativo coinvolgerà anche quest'anno giovani e meno giovani in un corteo festoso che si snoderà lungo il percorso della Via Sacra. La marcia scatterà alle 10 di giovedì prossimo 18 novembre dinanzi al Tempio di Giunone e in linea con le indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Mira a sensibilizzare la collettività sull'importanza di una sana attività fisica nel prevenire e contrastare le patologie croniche. Lungo il percorso un presidio sanitario distribuirà materiale informativo sulla prevenzione del diabete, sul benessere della persona e chi lo vorrà potrà anche sottoporsi allo screening per la glicemia. I partecipanti per entrare nell'area del Parco della Valle dovranno essere muniti ovviamente di certificazione Green Pass.
La terza domenica di novembre ricorre la giornata mondiale ONU in ricordo delle vittime della strada, promossa dal FEVR, la Federazione Europea delle Vittime della Strada. Anche ad Agrigento saranno ricordate le vittime della strada domenica 21 novembre a Villa Bonfiglio, dove alle ore 10 sarà posta una corona di fiori alla pietra monumentale a loro dedicata. Poi alle ore 11:30 si svolgerà una celebrazione eucaristica nella chiesa di San Gregorio in via Cavaleri Magazzeni in presenza delle autorità civili e delle forze dell'ordine. Poi la sera l'amministrazione comunale ha permesso l'accensione del monumento delle case troglodite che saranno illuminate di rosso a simboleggiare il sangue versato sulle strade. Adesso spazio al progetto Kairos, i Lions nelle scuole per promuovere l'inclusione. Vediamo. Oggi il progetto Kairos qui al Politi, un progetto sicuramente interessante, coinvolge anche gli studenti. Ecco, di cosa si tratta, Presidente? Il progetto Kairos è uno dei progetti che il Lions Club tiene particolarmente in considerazione. È un progetto che nasce nel 2009 e grazie alla collaborazione di 3 scuole pilota che lo hanno diffuso a livello nazionale. Oggi che la diffusione è prevalentemente, possiamo dire, capillare in tutto il territorio. Kairos, ovvero integrazione al contrario, cioè dire che significa? Significa che si cerca praticamente di far inserire questi soggetti, questi ragazzi che magari hanno una diversità nelle capacità, che però grazie a queste diverse capacità sviluppano delle qualità e delle capacità che altri non hanno. Conseguentemente il progetto è volto soprattutto alla comunità scolastica che deve chiaramente apprezzare ed esaltare queste capacità. Nel progetto abbiamo avuto questa partecipazione da parte del Politi, che è una scuola sicuramente d'élite. Ringrazio la preside, la dottoressa Fernandelli, per la sensibilità e la professoressa Rangatori chiaramente che ci affiancherà in questa realizzazione. Ecco, brevemente il senso di questa iniziativa a cui partecipate anche voi. Il progetto Kairos, che sta ad indicare la giusta misura e il giusto rapporto, ha come tema centrale l'integrazione, ma si pone un grande obiettivo, quello della inclusione didattica, inclusione sociale, e per questo service è stato scelto uno slogan che racchiude tutto il significato del progetto: pensare speciale per cogliere la ricchezza nelle differenze, e il progetto vuole fornire tutti quegli strumenti per poter contribuire a ricondurre, a riportare i diritti alla dignità umana. Devo dire che il service sta riscuotendo grande successo, è stato capito e bene accolto dai presidenti della nostra provincia e anche da tutti i club. C'è grande entusiasmo tra di noi. Ecco, parliamo di questa iniziativa che vi coinvolge effettivamente come scuola. Noi siamo stati molto entusiasti di accogliere l'invito che il Club dei Lions ci ha proposto. La nostra scuola è stata sempre particolarmente sensibile a percorsi di inclusione e integrazione delle diversità. In verità noi siamo consapevoli che la diversità è una ricchezza. Quindi quando c'è un ragazzino diversamente abile in una classe, io mi sono sentita sempre dire dagli alunni: prof, siamo cresciuti tanto insieme al nostro compagno speciale. Abbiamo coinvolto 5 classi di questo istituto, sia del biennio che del triennio, proprio per poter lavorare in modo diverso, in sinergia ovviamente con le risorse che il progetto ci metterà a disposizione, ed essendo classi del biennio e del triennio potremmo anche lavorare su obiettivi ovviamente differenti in base alla maturità, al grado di maturità e di consapevolezza delle classi. Tutte e 5 le classi coinvolte hanno un ragazzino speciale dentro, quindi questo ci è sembrato ovviamente un obiettivo importante, quindi l'integrazione, l'inclusione, fermo restando che la scuola attiva da sempre progetti che mirano all'inclusione del diversamente abile nelle aule.
Ecco Luca, cosa ne pensi di questo progetto Kairos? Ma è un progetto assolutamente importantissimo, perché mai come per adesso nelle scuole sarebbe una gran cosa riuscire a portare la diversità come un tema di arricchimento, non soltanto dal punto di vista culturale ma anche sociale, proprio perché con la pandemia abbiamo perso 2 anni di socializzazione e 2 anni di arricchimento, che dal diverso arriva tutto. Io personalmente in classe ho un ragazzo diverso, un ragazzo che ha l'autismo. E in 5 anni l'arricchimento che abbiamo avuto in una classe normale, tra virgolette normale, non si sarebbe potuto assolutamente avere. Quindi proprio per questo ringrazio anche lui, perché ha reso il nostro percorso speciale, quello mio e di tutti i miei compagni. Da questo punto di vista infatti penso che il progetto Kairos sia importantissimo proprio per ricordare che la diversità è soltanto un fattore di guadagno, anche e soprattutto per i ragazzi che stanno crescendo al liceo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Dopo l'entrata a regime del processo civile telematico si è assistito a un aumento progressivo dell'evasione dall'obbligo di pagamento del contributo unificato. Spunta adesso una norma anti-evasione all'esame del Senato. Prima si paga, poi si fa causa. La controversia civile non viene iscritta a ruolo se il contributo unificato risulta non pagato oppure versato solamente in parte. È infatti escluso che la Cancelleria debba procedere e c'è già chi avanza dubbi di costituzionalità. I dettagli nel servizio. Il Consiglio Nazionale Forense esprime il proprio dissenso al contenuto della legge di bilancio sull'ipotesi di modifica all'articolo 16 del testo unico in materia di spese di giustizia, che impedirebbe al personale di cancelleria di provvedere all'iscrizione a ruolo nel caso di omesso o erroneo pagamento del contributo unificato. Si tratta di disposizione di dubbia costituzionalità che subordina in concreto l'esercizio dell'azione giudiziaria al pagamento di una somma di denaro. La giurisprudenza costituzionale, si legge infatti in una nota diffusa proprio dal CNF, ha a più riprese dichiarato l'illegittimità delle norme che condizionano l'esercizio dell'azione ad adempimenti ulteriori e che nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è già sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione. Infine, considerati i ripetuti disservizi di server giustizia, una disposizione di tal tenore finirebbe con il determinare ingiustificabili decadenze in caso di non corretto funzionamento degli stessi meri errori o sviste. Il fine e l'obiettivo sono tristemente chiari, afferma la presidente facente funzioni del CNF Maria Masi. Arginare, limitare, contenere, inibire l'accesso alla giustizia a scapito dei cittadini e soprattutto a danno dei più deboli, e al contempo caricare di ulteriori responsabilità l'avvocatura, costretta spesso anche, se non volentieri, ad anticipare gli oneri e le spese di giudizio, salvo poi dover procedere a un recupero lento ed incerto. Il rischio questa volta è veramente serio e si aggiunge a quanto nel corso di questi lunghi e difficili mesi si è tentato di far comprendere, non a vantaggio di una categoria ma a tutela di principi e di garanzie. Allora forse è tempo di comunicare ad alta voce forte che non c'è più tempo per mediare o negoziare su diritti che consideriamo indisponibili perché sono indisponibili. Così conclude la presidente della CNF. Se ci fosse stato sindaco Grecia Colmenares, che di queste telenovela sudamericane era una protagonista indiscussa, Catena De Luca avrebbe avuto il secondo ruolo come coprotagonista. Sta condannando la città da 1 anno e mezzo per i suoi interessi personali e politici alla indeterminatezza del suo futuro amministrativo, alla indeterminatezza della sua azione politica amministrativa. E i cittadini aspettano che ogni mattina il reuccio di Fiume di Nisi, politicamente parlando, si svegli a dare la sua ultima impostazione della giornata, a secondo del modo in cui si sveglia la mattina, piede destro o piede sinistro, a secondo della fontana a cui si abbevera, fontana del Nisi o fontana, non lo so, delle fontanelle Amam della città di Messina. La verità è che Messina non è amministrata, viene amministrata in una maniera, per quel poco che viene amministrata in una maniera assolutamente inadeguata.
le ultime delibere relative per esempio alle feste di Natale e ai 7 milioni e mezzo stornati alla POC Metro che servono per la infrastrutturazione della città, destinati invece a un presunto grande piano di eventi per i prossimi 2 anni, sinceramente sono imbarazzanti e gridano vendetta al cielo, soprattutto di fronte ai commercianti e alle piccole imprese di questa città che meriterebbero di essere trattati bene. E Messina vive così, fino a quando De Luca decide, perché De Luca gioca sulle spalle della città senza avere nessun rispetto dei cittadini. Io non dico che non posso immaginare quale sia il futuro perché è imperscrutabile la mente del sindaco. Quello che è certo è che lui dovrebbe dimettersi non oggi, domani, per liberare la città di un peso che sta diventando veramente ingombrante. Di fatto non c'è nessuna proposta di delibera e nessuna nota presentata in presidenza, quindi penso che se la siano rimangiata, l'hanno solo pensata probabilmente, ma se la siano rimangiata. Io auspico che ci sia la sfiducia, ma non penso allo stesso tempo che i consiglieri abbiano, almeno la maggioranza dei consiglieri abbiano il coraggio di farlo. Lei sa benissimo che se il sindaco si dimette il consiglio resta in carica fino al giorno delle elezioni. Al contrario invece se viene sfiduciato va a casa il sindaco e il consiglio comunale per intero. Quindi sono convinto che non ci siano talmente soggetti coraggiosi all'interno del consiglio che possono presentare la sfiducia. Appesa, io direi, alle decisioni di una persona che obiettivamente dimostra giorno dopo giorno, come dire, la posso dire in siciliano, idrusa canta, idrusa suona, cioè un'intera città non può essere come dire, tenuta in ostaggio, perché di questo si tratta, da un sindaco che per carità svolge anche in modo concreto, obiettivamente con atti amministrativi concreti, diciamo, l'attività politico-amministrativa della città. Qualche risultato obiettivamente si è visto e io devo essere onesto, sin dall'inizio, sposando anche diciamo il Salva Messina, per esempio, ho portato avanti anche con alcune votazioni in Consiglio Comunale l'attività amministrativa di questo sindaco, però obiettivamente mi ha stancato sinceramente sentire, parlo anche da cittadino, dare sempre queste scadenze alla città. Lo scenario che possiamo individuare nei giorni nostri è la grande confusione che alberga in particolar modo nella strategia del sindaco. A questo punto è chiaro, a giorni alterni, un giorno si candida alla regione, un giorno si vuole ricandidare al sindaco, un altro giorno investe una componente della giunta. Mi pare chiaro che ancora non ci sia una linea definita e purtroppo questo si riverbera sulla città, che è in un'eterna attesa e che soprattutto è marginalizzata per quello che riguarda la costruzione anche di un futuro regionale. Mi sembra tutto un po' il teatro dell'assurdo, sfiducia sì, sfiducia no, dimissioni sì, dimissioni no, peraltro paventate diverse volte nell'arco di questa sindacatura. Mi candido alla regione, mi ricandido a sindaco di Messina. Io credo che invece Messina meriterebbe davvero un sindaco che vuole fare questo, un sindaco che non si perde e non perde tutto questo tempo su strategie di questo genere, tenendo in bilico il futuro della città, e che si mettesse testa bassa a pensare soltanto ed avere soltanto l'ambizione di far risplendere questa città e non perdersi e far perdere tutto questo tempo su queste questioni che secondo me lasciano il tempo che trovano. Oltretutto il mio gruppo politico si è espresso più e più volte, avete fatto riferimento a quando io stesso avevo paventato questa possibilità di sfiduciare il primo cittadino, perché non siamo assolutamente d'accordo sulla linea politica amministrativa nella quale ha indirizzato questa città sin dal primo giorno. Adesso dovesse andare via, noi saremmo assolutamente, non dico contenti, perché è sempre una cosa che non va bene quando si lascia al commissario una città, però se il sindaco vuole fare questo passo che lo faccia tranquillamente. Qualora in aula ci fossero i voti per una mozione di sfiducia, il Movimento 5 Stelle non si tirerebbe assolutamente indietro, coerentemente con quanto ha detto e con quanto ha fatto dal primo giorno. Vini siciliani DOC sulle bottiglie, i contrassegni di Stato. Servirà a garantire la tracciabilità di tutte le bottiglie, grazie anche ad alcune misure anticorruzione. Vediamo. La certificazione va fatta da noi, il vino è siciliano, la qualità è siciliana, non possiamo vendere il vino fuori regione, lo certificano come vino non buono per comprarlo a meno prezzo e poi ce lo rivendono in Sicilia.
e quindi abbiamo fatto una scelta importante, abbiamo rimesso in moto l'IRVO, che è l'unico ente pubblico a poter fare questo, perché è accreditato da Accredia, che è la struttura nazionale che ha questo compito, ed oggi hanno fatto un ulteriore passo in avanti, perché con questo tipo di certificazione, con questi contrassegni di Stato che accompagneranno ogni singola bottiglia, si parla di 96 milioni di bottiglie negli ultimi 3 anni, è un lavoro egregio quello che sta facendo il consorzio dei vini DOC, e quindi in sinergia con la nostra visione politica istituzionale e il lavoro che sta facendo l'IRVO, abbiamo oggi garantito certificazione di qualità a garanzia dell'imprenditore che lavora e che produce e a tutela del consumatore. Diciamo che l'IRVO è l'organismo di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica della Sicilia. Quindi già di fatto, quindi è un organismo di certificazione accreditato a Accredia, perché chiaramente il processo di certificazione ha una sua, diciamo, una sua normativa, e dal 1° gennaio noi gestiremo anche il discorso dei contrassegni di Stato, le fascette, che danno un'ulteriore garanzia al consumatore che quando va a acquistare una bottiglia sa che è un prodotto che a monte ha avuto una certificazione. Quindi ogni bottiglia ha una sua fascetta con un numero seriale e tutto. E quindi questa è un'ulteriore garanzia di qualità. Quindi un plauso va fatto al Consorzio DOC Sicilia, che si è dotato di questo sistema, perché non era obbligato a farlo, in quanto la fascetta è obbligatoria per le denominazioni d'origine controllate e garantite, non per le DOC. La DOC è una facoltà. Il fatto che la DOC Sicilia lo abbia scelto, finalmente un'ulteriore garanzia di qualità per il consumatore. Oggi più del 50% del vino siciliano è DOC, quindi origine controllata, quindi una filiera che viene assolutamente puntualmente controllata. Oggi con l'introduzione della fascetta di Stato per la DOC Sicilia avremo un controllo su ogni bottiglia, verrà apposta appunto una fascetta con un codice univoco che ci darà la possibilità di controllare tutte le bottiglie singolarmente sul mercato, e DOC vuol dire sicuramente sicurezza e certezza per il consumatore, ma anche valorizzazione della produzione per chi lavora in vigna tutti i giorni e chi porta sul mercato il vino siciliano. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.